È tornata la bora che con sé riporta anche il freddo, temperature destinate a scendere in questi giorni con la colonnina di mercurio che nel fine settimana potrà toccare gli 0 gradi sulla costa, fino a -4 in pianura su tutta la regione. In Friuli Venezia Giulia affluiscono correnti più secche a seguito del passaggio del fronte atlantico nella notte fra giovedì e venerdì, prevista stabilità fino a domenica mattina. A parte la parentesi di freddo che inciderà nelle giornate di domani e dopodomani, correnti da ovest in quota riporteranno nuvolosità prima di un marcato fronte atlantico che arriverà martedì 7 gennaio. Dall'inizio della prossima settimana vento di scirocco manterrà le temperature miti. Domani sabato una bella giornata con temperature basse e praticamente andremo sotto zero dappertutto, in pianura ma anche sul Carso, valori appena di qualche grado sopra lo zero sulla costa, tempo bello in montagna. Domenica ci attendiamo già un altro cambiamento, resterà tempo discreto o anche buono in montagna con cielo poco nuvoloso variabile, direi più soleggiato sulle zone interne ed in quota, e invece comincerà purtroppo nuovamente ad annuvolarsi su pianura e costa, specie sulle zone orientali, anche sul Carso. Avremo già domenica un cielo nuvoloso, diventerà anche coperto nel corso della giornata, sarà una giornata piuttosto fredda e umida. Per quanto riguarda il giorno dell'Epifania non cambia molto purtroppo, con tempo grigio su pianura e costa e anche possibili piovigine e deboli piogge. Si avvicina però, come dicevate, un fronte che porterà a un cambiamento abbastanza marcato nella notte tra il 6 e soprattutto martedì mattina 7, quindi probabilmente martedì mattina, un po' con il rientro anche delle scuole e di tutte le attività, ci alzeremo con delle piogge sparse, più abbondanti poi nel corso della mattinata, vento da sud anche sostenuto sulla costa e neve in montagna, questa è sempre benvenuta, e che cadrà, diciamo, abbondante martedì mattina, probabilmente a quote intorno ai 1200-1300 metri.